Oh, riesco anche a farvi vedere le decorazioni. L'albero. Poi ci sono queste luci, quelle solite del tetto, ormai. Madonna che video un po' mosso che sto facendo. E qua ci sono le altre. Vediamo se c'è qualche gattino. C'è piccolo Wally! Ciao Wally! Ciao piccolo Wally! E c'è anche Pisolina! Ciao Pisolina! Non ti si vede, però ci sei. Sì, sì, ci sei. Cosa, amore mio? Bello Wally! Domenica con risveglio molto tardo. Anche oggi. Sono andata a letto tardi. Mi sono incantata col computer. Tanto ho aggiornato il drone e il radiocomando, tutto. Poi mi sono incantata con il computer a scaricare musica. Ho fatto tipo quasi le 2, poi ora che sono andata a dormire erano le 2 e 2, quasi 2 e mezza. Mamma mia, sono in coma totale. Vabbè, sono le 11 adesso, però aiuto. Ecco qua, cerchi nuovi, gomme finalmente invernali. E adesso sposto un po' la macchina perché Franz non l'ha parcheggiata giusta, perché è parcheggiata, oddio, ho messo la retromarcia, la metto un po' più avanti e un po' più attaccata al palo, forse un po' troppo, non importa, così, e un po' più avanti. Vediamo. Perché se mi parcheggiano davanti, se no non riesco più ad uscire. È giunto il momento di aprire il calendario e me ne stavo anche dimenticando. Allora, Franz è appena andato via, quindi abbiamo pranzato. Io ho pranzato anche se avevo mangiato da poco la colazione, ma qualcosina ho mangiato lo stesso, però ho fatto fatica. Allora, mi serve la casella numero 6. Io non vedo il 6. No, il 6 l'abbiamo già aperto, oggi è il 7, scusate, oggi è il 7, è domenica. Quindi il 7, però vado ad aprire prima il degusta box normale. Questo piace a Franz di sicuro. Cos'è? C'è cioccolata. Non ti piace a te? Barretta con cioccolato fondente e pezzi di biscotto. E potrei mangiarla anche io volendo. Sì, potremmo fare metà e metà. Buono, bene, sono contenta. E la 7 invece di questo, un'altra di queste cose qua, cioccolato fondente con arancia. No, ne ho due. Ne ho due uguali, figata. Quindi vabbè, il bottino di oggi è un bottino dolce, sì, però non è per voi. Cioccolata proprio non è per voi. No, è proprio no. Andiamo, dai. Andiamo a aprire Kinder. Anche se sono piena mi mangio il Kinder oggi, Scusate il rumore, ma la lavastoviglie. Facciamo veloce. Il 7 è qua sotto ed è un ovetto. Questo me lo mangio. Ciao. Stavi dormendo? Ti sei svegliato? Ma io non ho fatto niente, non ho fatto rumori. No, io non ti ho svegliato, ti sei svegliato da solo. Dormivi proprio tanto. Sì. E in questo cuccione vuoi non dormire bene? Senti che caldo c'è qua dentro. Mm? Sono stanca. Mamma mia, ho dormito sì e no 6 ore. Ma stamattina mi sono svegliata, non sono più stata in grado di riaddormentarmi. Erano le 7.
Ho provato io, ma non sono più riuscita. Ogni volta che stavo per, mi svegliavo per qualche motivo, allora, per qualche motivo, nessuno in realtà, perché non per rumori o, non lo so, tac, mi svegliavo. E quindi sono in coma oggi, un parecchio stanca. Oh, così è, così è. Ho di nuovo l'occhio che mi tormenta, c'è qualcosa a sto occhio, metterò le gocce. Ieri sera, vedete qua, ieri sera mi ero messa a decorare casa. Allora, io ho messo queste decorazioni, ma sinceramente non mi piacciono, toglierei tutto. Non mi piacciono. Che poi io ero convinta di avere altra roba per l'esterno, invece no, non c'è nient'altro. Vabbè, mi manca da decorare il portone. Il problema è che non ho luci per il portone. Quello è un problema. Non ho luci con il timer più che altro. Perché in realtà lì ho delle luci che sono bianco caldo, ma non ho quelle con il timer. Io vorrei quelle, anche perché queste qua sono troppo corte. Stavo notando adesso. Ho sbagliato a mettere delle stelle. Sì, ho sbagliato decisamente a metterle. Devo fare un cambio. In qualche modo devo fare. E boh, questo è tutto. Altri aggiornamenti non ne ho. Non sono per niente convinta di ciò che ho fatto e passerò tutta la giornata a guardare queste cose e a dire che schifo, non mi piace. Penso sarà così per tutto il giorno. Allora, ho finito di decorare fuori. Magari il prossimo anno farò diversamente, comprerò festoni nuovi, eccetera. Quest'anno va bene così. Ormai è da quando siamo qua che uso sempre la stessa roba, quindi no, in realtà quest'anno abbiamo preso il festone nuovo per l'esterno, però il resto è tutta roba vecchia. Le luci, questione luci, sono riuscita a recuperare la situazione, non so come sia avvenuto, però spero vada bene, vedrò stasera perché adesso con la luce non si capisce. Di solito metto le luci la sera, la notte insomma, perché così mi rendo conto di come le sto mettendo. Se le metto di giorno non capisco niente. Nel frattempo il mio caffè latte si è raffreddato e si sono fatte le 10:40. Io non so come sia possibile che siano già le 10:40. Devo aprire ancora i calendari. Lo faccio subito. Oggi è festa. Oggi è l'8. Quindi andiamo con... no, questo. Questo è l'8. Oreo. Ma guarda qua cosa c'è. Non è per te. Mamma mia, qua. Fammi vedere l'italiano, dov'è? Biscotti al cacao magro ripieni di crema gusto vaniglia con copertura al cacao. Perfetto, questi li posso mangiare. Buoni, strabuoni. Questi sono in confezioni. 6 infatti. 6 confezioni ce ne sono dentro. E se io volessi già spiare, eccole qua. 6 da 2 biscotti ciascuna. Ok. Mentre nell'altro calendario, che cos'è questo? Riso, ma dai, Tilda long grain rice, pronto in 60 secondi, contenitori riciclabili, quindi questo si scalda in microonde in pratica. Andiamo a vedere le informazioni qua. Sì, oppure in padella con un po' di acqua e il condimento. Buono, ottimo. Febbraio 2026 la scadenza, ma perfetto. Ma questo è un bellissimo regalo per la casella 8, bellissimo. Il riso, cioè perfetto. E per quanto riguarda il Kinder, l'ho tolto da lì perché lì ho messo delle decorazioni. Poi la sera è bello tutto acceso, però non sono proprio, come vi dicevo prima, non sono per niente convinta della parete di legno.
ma proprio niente. Allora, casella 8, io mi sa che toglierò qualcosa. Ci sono 2 Kinder Mini, questi qua soliti, ok, e anche questo è fatto. Caffè latte bello caldo perché mi sono presa una ghiacciata a stare di fuori a decorare, sono ghiacciata le mani. Vabbè, adesso vado a stendere, ne approfitto, stendo fuori perché ho le lenzuola e accendo anche il fuoco, che così asciugo il resto. Quest'oggi ho messo le lucette qui e anche qui in questo cestino, perché questo cestino aveva delle lucette a parte, solo che le ho dovute togliere per poterle mettere qua sul portone. Non è che ce ne siano tante, però tipo qua dove sono tutte le luci, una è qua dietro, qua ce n'è una, qua ne manca una, chissà dove sarà qua dietro. Eccola qua. Perché le luci bisogna metterle quando è buio, se no non si vede. Vabbè, comunque questo è quanto, questa parte qua, compreso Bue. Lui non ha le lucette di Natale addosso vero Bue? E di qua ho messo l'alberello, questo qua, carino, con un fiocco che mi era avanzato vabbè dai, non è brutto. Alla fine ho fatto l'angolino così e dai, bello, un po' di luce. Adesso spengo perché non è il caso di lasciare acceso adesso. Devo ricordarmi di prendere le pile per queste lucette qua perché non ce le ho, sono quelle grosse e non ce le ho, quindi devo ricordarmi quando vado in un negozio. Queste qua mi piacciono molto, queste luci, non fanno tanta luce perché vanno con le pile, quindi a corrente farebbero molta più luce, però queste qua mi piacciono molto perché sono tante, 300 led e ho riempito bene il festone, no? Vabbè, Bue, adesso spengo tutto perché qua c'è troppa roba accesa, vero? Qua c'è un piccolo regalo, sono prodotti sardi, non ho ancora aperto, adesso apro con voi. Guardate che mi sposto dove c'è un po' più luce. Mi stavo dimenticando, poi sono andata a fare la doccia, avrei dovuto registrare subito, solo che poi veramente sono andata a fare la doccia, mi sono persa, sono uscita dal bagno che erano le 10:30 e adesso ho detto boh, aspetta che mi faccio una tazza di latte. Poi nel frattempo mi sono messa a editare questo video e mi sono accorta che non vi avevo neanche fatto vedere i prodotti. Allora, un pezzo di formaggio di questo caseificio Le Quattro More sardo, miele di Sardegna cardo, carciofini alla contadina buoni ed infine salsiccia sarda campidanese. Bevo la mia tazza di latte, volevo fare latte Nesquik, poi ho detto no, è tardi, sono le 11:15, quindi ho detto no, mi bevo solo la mia tazza di latte e basta, e poi vado a dormire, anche se in realtà per questa serata avevo in previsione di fare molto altro, ma non ce la faccio, sono veramente KO. Perché praticamente dopo aver decorato il portone non vi ho più registrato niente. Avete visto che ho lavato il pavimento, ho lavato il pavimento tutta casa perché era ora. È venuta sull'acqua nera, ma nera, sapete il colore nero? Ecco, l'acqua era nera. Facendo fuoco purtroppo si sporca tantissimo l'ambiente. Comunque era da tanto che non lavavo il pavimento e purtroppo io qua quando lo lavo devo aprire tutto, fare corrente d'aria e sperare, incrociare le dita che si asciughi, perché è molto freddo, cioè il pavimento è freddo quanto, non dico quanto il ghiaccio, ma quasi.
perché non ci abita nessuno sotto, no? Quindi è bello freddo. Quindi stanca morta, perché ho fatto anche quelle pulizie che non erano previste, però erano le 11 e mi sono detta pulisco, perché era da un po' che avrei voluto farlo. E ho detto, vabbè, visto che sto sistemando, ho messo le decorazioni, eccetera, pulisco anche casa. Vi saluto e ci vediamo con il prossimo video. Non so se domani o un altro giorno, vabbè, non so quando uscirà questo, quindi ci vediamo con un altro video. Mi bevo la mia tazza di latte. Alla prossima!